Presidente Soranzo, i 1300 possibili esuberi saranno messi in mobilità, ma so che ci sono dei punti ancora da chiarire. Come dicevo anche qualche giorno fa, serviva avere il provvedimento della legge di stabilità, un risultato è stato conseguito anche se è assolutamente scarso e non sufficiente. Il maxi emendamento della legge di stabilità prevede che ci siano 2 anni di tempo per riallocare quelle che saranno le figure professionali delle province che saranno messe in disponibilità da aprile in poi. Quindi se da un lato la norma ha dato risposta e ha dato delle sicurezze nel rimanere queste persone all'interno delle province al massimo per 2 anni, dall'altro c'è un grosso problema che è il tema di con quali risorse finanziarie le potremo pagare e con quale modalità potremo continuare a organizzarle. Questo è un problema che se da un lato la norma ha risolto la permanenza, ha dato delle assicurazioni, dall'altro c'è il problema della sicurezza della retribuzione. Diciamo che il grosso adesso scoglio da superare è i tempi. Noi abbiamo stamattina affermato con forza che questo personale sono persone, non sono pacchi, ma quello che è più importante è che la cittadinanza, tutti i cittadini, i sindaci, oggi anche in assemblea di sindaci, speriamo di riuscire a trasmettere il concetto che i servizi che le province stanno fornendo e stanno realizzando sono realizzati con il personale delle province e con le risorse alle funzioni assegnate. Oggi c'è un problema che non è provincia sì o provincia no, le province possono anche non esistere più perché i servizi vengono garantiti con chiarezza di chi li deve fare e con quali soldi devono essere fatti.